Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti. Direi che iniziamo. Abbiamo atteso qualche minuto per permettere a più persone possibile di raggiungerci. Ogni territorio ha una voce. La nostra parla attraverso i paesaggi, le imprese, le persone che nel corso del tempo hanno saputo intrecciare lavoro, creatività e visione. E oggi siamo qui proprio per ascoltarla, quella voce, e per chiederci come possa guidarci verso il futuro. Un anno fa ci siamo trovati proprio qui, in questa bellissima sala del Museo della Battaglia, per quella che è stata la prima edizione della Festa delle Industrie. Volevamo, in un certo modo, provare a raccontare il tessuto produttivo di questo territorio non solo come un motore economico, ma anche come una parte viva della sua storia e della sua comunità. E la risposta che abbiamo avuto da parte vostra, del pubblico, delle istituzioni e delle imprese stesse, ci ha mostrato che c'era bisogno di un luogo dove intrecciare memoria e futuro. Quest'anno abbiamo deciso di ripartire proprio da lì, però allargando il nostro orizzonte, perché parlare di industria significa assolutamente parlare anche del paesaggio che la circonda, dei luoghi che hanno nutrito generazioni di lavoratori e di imprenditori, delle colline che oggi il mondo intero ci riconosce come patrimonio UNESCO e dei fiumi che per secoli hanno alimentato fucine, opifici e manifatture. Ed è proprio qui, tra il Meschio, il Livenza e il Monticano, che è nata quella trama di saperi che ha dato forma al carattere di questo territorio, dal tessile alla metalmeccanica, dal vino alla creatività artigianale. E la Festa delle Industrie 2025 è proprio questo, riparte da queste radici e guarda verso quello che sarà il domani del nostro tessuto imprenditoriale e che ci parla di una zona, quella che lambisce Conegliano fino ad arrivare alle Prealpi qui di Vittorio Veneto, che ha ancora tanto da raccontare, anche in un periodo economico difficile come l'attuale. E oggi ascolteremo voci diverse che ci racconteranno un viaggio tra tradizione ed innovazione. Guardo i relatori che tra poco mi raggiungeranno sul palco e che ringrazio per la disponibilità di oggi. Abbiamo rappresentato il sistema moda, che racconta la capacità del Made in Italy di innovarsi pur restando fedele alle proprie radici. Il settore aerospaziale, una novità assoluta che porta nel Veneto la sfida di tecnologie d'avanguardia, legati tra loro grazie allo sguardo strategico di chi conosce da vicino le realtà aziendali e ne legge le nuove direzioni. E poi le colline, quelle dolci del Prosecco, dove agricoltura, impresa e turismo si fondono tra bellezza e natura. Accanto al convegno abbiamo preparato un percorso espositivo che racconta in un viaggio la storia del territorio e delle industrie ed offre uno sguardo sul passato che continua a parlarci. La trovate proprio sotto questa sala, nel loggiato del museo. Forse l'avete vista in velocità quando siete arrivati. Ecco, io vi invito a ritornarci quando questo appuntamento sarà finito e a soffermarvi con la lentezza propria di una giornata di festa, perché attraverso quelle immagini, quei racconti e quelle testimonianze ci ricordiamo che ogni impresa è figlia di un contesto, di un tempo e di una comunità, perché per noi custodire la memoria non è un esercizio di nostalgia, ma un modo per dare radici al cambiamento. E la Festa delle Industrie nasce da un'idea di Aldo Bianchi, il presidente dell'Associazione Eseneda, che da anni promuove la conoscenza e la valorizzazione della storia dell'abitato di Ceneda. Aldo, in piedi per un applauso, cosa ne dite? Grazie, grazie Aldo. L'Associazione Eseneda promuove tantissime iniziative, se volete rimanere aggiornati lasciateci la vostra mail all'ingresso così da essere informati su tutto quello che l'associazione fa. Ed è a nome
L'iniziativa si realizza anche grazie al fondamentale patrocinio del Comune di Vittorio Veneto, del Comune di Conegliano e di Confindustria Veneto Est, che ringraziamo. Ed è a nome dell'associazione e di tutti gli organizzatori che rivolgo un saluto alle autorità qui presenti, agli imprenditori e alle imprenditrici del territorio, ai rappresentanti delle associazioni di categoria e a tutti voi che siete intervenuti. Un ringraziamento particolare anche al nostro sponsor che ci ha permesso di essere qui. Abbiamo qui oggi presenti il direttore generale Mario Marcon e il direttore di filiale di Vittorio Veneto, Loris Segato, della banca di credito cooperativo Prealpi San Biagio. E adesso, per iniziare, abbiamo parlato di memoria e di futuro. E l'associazione Zeneda sta facendo proprio tutto questo, perché si sta aprendo anche a nuove iniziative rivolte ai giovani. E allora io chiamo per un saluto proprio il nuovo corso dell'associazione Zeneda. Ci raggiunge Alberto Bianchi. Grazie. Io a nome dell'associazione vi do il benvenuto in questa meravigliosa aula civica del nostro Museo della Battaglia, che ringrazio per l'ospitalità. Ringrazio i relatori per la loro disponibilità e per la loro presenza. Ringrazio tutti voi che avete deciso di partecipare a questo nostro evento, non ultimo le autorità, peraltro una fresca di compleanno, a questo punto è spassato, posso dirlo, no? Quindi ieri ha compiuto gli anni la nostra prestigiosissima sindaca, quindi auguri. E, detto tutto ciò, però un ringraziamento particolare, mi sento di farlo a nome mio, ma soprattutto a nome dell'associazione, a Francesca. Francesca è il secondo anno che riesce a mettere a terra, secondo me in maniera magistrale, io sono arbitro, lo confesso, ma è un giudizio di parte, quindi lo rafforzo con la precedente affermazione, arbitro di calcio. Quindi giudizio personale, ma in maniera magistrale hai messo a terra quella che era l'idea di un vulcanico papà che mi ritrovo a dover ogni tanto gestire o viceversa. Quindi grazie di questa tua capacità. Io direi che carne al fuoco ce n'è tanta, quindi altre sciocchezze da dire non ne ho, quindi vi ringrazio ancora della partecipazione e vi lascio in mano a questi prestigiosissimi ospiti. Godiamoci questa bella mattinata. Grazie. Grazie Alberto. Grazie per le tue parole. E adesso per le istituzioni ci raggiunge, fresca di compleanno, Mirella Balliana, sindaca di Vittorio Veneto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Allora un ringraziamento all'associazione Zeneda, ad Aldo e Alberto Bianchi, saluto tutti i presenti, saluto il Presidente del Consiglio di Conegliano Dalbò, saluto tutti gli imprenditori, rinnovo i ringraziamenti. Dicevo, non so come Aldo faccia a riuscire a mettere assieme in poco tempo tanti imprenditori e voglio dire grandi imprenditori, riesce sempre a convocarli e ad averli con noi. Noi come amministrazione facciamo un po' più difficoltà, ecco, invece Aldo riesce in poco tempo insomma a realizzare questi eventi che sono molto importanti. Io vorrei solo sottolineare alcuni aspetti rispetto a quello che è poi il tema della giornata e lo faccio ponendo una questione. Molto spesso come nuovi amministratori così ci chiedono qual è l'identità della città di Vittorio Veneto o del nostro territorio, no? E quindi noi siamo sempre alla ricerca di questa identità, di costruirci una nuova identità, anche per rilanciare quello che è il tessuto, il territorio, la città di Vittorio Veneto, in parte anche di Conegliano. Però mi stavo ponendo adesso, mentre sentivo le premesse, che noi l'identità ce l'abbiamo di fondo, no? E sono le identità che poc'anzi sono state menzionate, quindi la nostra capacità imprenditoriale del territorio e che è dimostrata su questa grande, voglio dire, zona industriale che abbiamo, quindi la più importante, una delle più importanti del Triveneto, a cui noi siamo molto attenti e come amministrazione ci tengo in particolare a sottolineare che siamo molto concentrati sulle nostre imprese e quindi cerchiamo di apportare in termini anche voglio dire di infrastrutture. Stiamo lavorando con l'associazione industriali della zona industriale per migliorare
quella che è ad esempio l'aspetto infrastrutturale della zona, quindi con impegni anche economici importanti. E allo stesso tempo stiamo anche impegnandoci per tutto il territorio, non da ultimo stiamo facendo il piano degli interventi, quindi quello che sarà poi l'idea insomma della nostra città. Quindi quello che vorrei anche sottolineare insomma che l'identità ce l'abbiamo già, la dobbiamo rafforzare e poi ricercare un'identità così a caso non ha senso. Secondo me è la quotidianità che ci fa creare e continuare sulla nostra identità, no? Quella che è stata detto prima, il discorso dei fiumi, del Meschio, questo importante asse che abbiamo, che è da valorizzare. Quindi si tratta praticamente di rimboccarci le maniche con l'aiuto di tutti, come già avviene. Quindi faccio un appello veramente di lavorare tutti assieme e di continuare in quello che stiamo facendo in modo quotidiano e veramente con tanta energia e con tanta forza. Quindi grazie ai relatori. Grazie Sindaca, grazie Mirella Balliana, grazie anche per tutto quello che la città di Vittorio Veneto sta facendo per il nostro territorio. E adesso la storia delle industrie del vittoriese non esiste senza anche quelle del coneglianese, e per la città di Conegliano ho il piacere di invitare Cristian Dalbò, Presidente del Consiglio Comunale della città di Conegliano. Grazie Francesca, mi sentite? Grazie Francesca. Beh, innanzitutto benvenuti, bentrovati, grazie al Presidente, grazie all'Associazione Zeneda per aver coinvolto anche quest'anno il Comune di Conegliano, proprio perché nell'ottica di un concetto sovracomunale, la sinergia, che è un concetto che deriva proprio dall'industria, dalla capacità di fare rete, ha dimostrato e sta dimostrando che quella è la chiave di volta per portare avanti progetti sempre più importanti ed essere sempre più efficaci nel nostro territorio. Ho il piacere di portare ovviamente il saluto del Sindaco Fabio Chies, della Giunta e di tutto il Consiglio Comunale che ho il piacere di rappresentare. Cosa dire? Spesso in politica si parla in questo periodo di un concetto che io non approvo, cioè resilienza. Noi non siamo resilienti, noi siamo duttili. Noi non torniamo dove eravamo, noi ci adattiamo e la dimostrazione del nostro territorio è proprio questo, perché la duttilità ha portato a essere le colline UNESCO quello che sono, non le abbiamo lasciate cos'erano, le abbiamo trasformate in un motore anche industriale ma bello, e noi abbiamo avuto questa capacità, avere la capacità del bello, dell'essere efficace, di essere duttili, di avere la capacità di adattarsi anche nei momenti difficili. Io penso che è una cosa importante che noi abbiamo ereditato dai nostri genitori, nonni, non è tanto l'etica del lavoro, ma proprio il lavoro come valore etico, e quella è la nostra sfida, riuscire a portare i giovani ad avere quel senso di valore etico del lavoro e della capacità anche di portarsi avanti e di evolvere in questo. Un'altra grande sfida però, e vi guardo, è perché in questo momento proprio sia l'amministrazione e gli industriali o comunque tutte le realtà imprenditoriali hanno bisogno, noi dobbiamo riuscire a tornare a essere positivi. Dal 2007 a oggi io sono abbastanza stufo di sentire quando domando come va, ben se a cambia, no. E allora io tante volte dico ma spiegami perché. E allora ti dico ma sai il lavoro, sei mai stato un giorno senza lavorare? Per fortuna lavoro con imprese che no. Allora qual è il motivo? Il just in time. Abbiamo accorciato questa prospettiva, abbiamo ridotto quella che è la fiducia nel futuro, non vediamo più tanto avanti. Invece noi dobbiamo, proprio grazie anche a iniziative come queste, essere bravi a parlarci addosso. Dobbiamo valorizzare quello che abbiamo, perché la nostra positività e la nostra proprio fiducia nel futuro deriva da questo, dalla capacità di apprezzare e vedere quello che abbiamo. E noi abbiamo tanto. È vero che è difficile portare la croce e cantare, ma invece noi dobbiamo imparare a valorizzarci e a comunicare tutto quello che abbiamo, sia dal punto di vista amministrativo e sia dal punto di vista lavorativo del territorio, di tutte quelle che sono le nostre risorse. Quindi benvengano situazioni come queste, convegni come questi, perché dobbiamo comunicare, dobbiamo dare messaggi di quello che abbiamo e di tutto il valore che abbiamo. Non a caso il materiale più duttile è l'oro, e noi abbiamo l'oro e lo dobbiamo guardare e valorizzare. Grazie ancora per l'invito. Grazie, e buon lavoro a Presidente. tutti. Saluti. Grazie mille. Grazie, e
Il Presidente Dalbò ha colto un aspetto importante, quello di un territorio, di una zona industriale ricca che prosegue, che avanza. Infatti dopo non vorrei spoilerare, ma vi anticipo che la discussione con i nostri relatori sarà molto interessante da questo punto di vista. E come è stato detto, è fondamentale anche fare rete tra imprese. Noi abbiamo la fortuna di avere anche quest'anno il patrocinio di Confindustria Veneto Est e io chiamo il referente di territorio coneglianese vittoriese Massimo Granzotto. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti della nostra Presidente Paola Carron e di tutto il Consiglio Generale e anche delle oltre 5.100 aziende associate. Signor Bianchi, grazie di averci invitato anche quest'anno. Sicuramente per noi è motivo di soddisfazione tenerci in considerazione, ma anche perché questo territorio di Conegliano e Vittorio Veneto, che io umilmente rappresento, è uno dei territori virtuosi. Lo dimostra del fatto della nostra zona industriale delle Prealpi, che è una delle più importanti del nostro territorio. È una zona industriale che è nata da anni fa, ma da qualche nostro padre predecessore molto lungimirante, creando un polo non solo produttivo, ma un polo che fa riferimento per tutta la comunità. Oggi le aziende pensano non solo a produrre, ma anche a fare comunità, portare cultura e fare in modo che i nostri collaboratori stiano bene. Si parla tanto di sostenibilità. Il tema di far star bene i collaboratori in azienda è all'ordine del giorno da diversi anni in azienda. Noi aziende, ne parlo per tutti, stiamo cambiando, abbiamo cambiato in modo importante perché ci siamo resi conto che non basta più far pezzi, bisogna far star bene le nostre persone. E il nostro territorio sta insegnando molto anche a altri territori. I nostri collaboratori sono impegnati ogni giorno e cerchiamo di valorizzarli sempre di più. Questo perché siamo convinti tutti quanti che noi abbiamo le tecnologie, abbiamo tanta voglia di fare e il mercato ci può dar ragione. Anche i mercati più distanti a livello internazionale ci stanno dando ragione e qualcuno qua forse ha varcato anche, degli imprenditori che ci sono, i relatori, ha varcato anche le soglie a livello internazionale e sta andando nello spazio. Già. Ecco. Quindi abbiamo, come diceva il Presidente Dalbò prima, l'oro in mano e dobbiamo farne tesoro, tenerlo stretto e guardare avanti, fare più comunità. Abbiamo bisogno, noi aziende, delle amministrazioni comunali che ci supportino e questo, in questo Vittorio Veneto e Conegliano ci sta supportando molto bene, perché anche tutto quello che è la riorganizzazione dell'area industriale è frutto di un progetto messo in piedi dagli imprenditori con supporto di Confindustria Veneto Est, ma se non ci fossero state le due amministrazioni comunali questo non sarebbe stato possibile. Non ci fermiamo qua, abbiamo bisogno ancora molto e il nostro territorio ci sta dando tanto e noi come aziende cercheremo con mani e piedi di restituire al territorio ciò che ci sta dando e ci darà in futuro, proprio per far crescere le nostre comunità. Grazie e buon lavoro. Grazie Massimo Granzotto, grazie mille. E noi raccogliamo la sfida che Massimo Granzotto ha lanciato sulla vivacità e sulla produttività del nostro territorio e cominciamo il nostro incontro. Io sono molto onorata di presentarvi i nostri ospiti.
Per l'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene abbiamo l'onore di avere oggi in sostituzione di Marina Montedoro, che non ha potuto, ma abbiamo la fortuna di avere con noi il site manager ad interim Federico Della Puppa. Prego. Un applauso. Federico, che è anche uno scrittore, mi sono informata, autore di numerosi saggi sul territorio. E dal territorio alle colline del Prosecco abbiamo Stefano Zanette, presidente della cantina di Conegliano, Vittorio Veneto e Casarsa. Prego Stefano, buongiorno. E a proposito di fiumi, un'azienda che vive lungo il Meschio in una delle zone più caratteristiche del territorio. Abbiamo per il lanificio Bottoli, Roberto Bottoli, che è anche presidente del sistema moda di Confindustria Veneto Est e coordinatore Tavolo Veneto della moda. Grazie Roberto. È stato detto più volte prima, le industrie del territorio stanno andando anche oltre quello che è l'ordinario. Guardiamo addirittura allo spazio, ai confini sopra di noi. Abbiamo il piacere di avere con noi in questo dialogo a più voci Federico Zoppas, presidente della rete Grazie Federico. Presidente della rete innovativa regionale per l'aerospazio e l'innovazione del cluster Veneto. E chiudiamo la nostra tavola rotonda con la voce di un manager di importantissimi gruppi industriali che ha una visione a 360 gradi di quelle che sono le prospettive e le scelte che ci porteranno al domani. Giovanni Zoppas, consulente aziendale. Prego. Grazie. Vi ho messo in ordine di interventi. Bene, allora io direi mi accomodo anch'io. Prego. Siamo spontanei a questo incontro, quindi facciamo una foto prima di iniziare. Grazie. Allora, cedo il microfono. Innanzitutto, cominciamo il nostro viaggio dal territorio, assaporando anche con gli occhi e con la mente quelle che sono le nostre colline che tutti ci invidiano. Prego la regia di mandare un contributo video.
emozionante vedere i territori accompagnati da questa musica dolcissima. Ecco, Federico, un patrimonio riconosciuto a livello mondiale con il sigillo dell'UNESCO, che vi dà una visibilità, anzi ci dà, perché nel video c'è scritto vivilo, questo patrimonio è tuo, quindi è di tutti noi, e tutto il mondo ci invidia. Come possono le imprese, però perché noi oggi dobbiamo anche parlare di imprese, come possono le imprese viverlo non solo come marchio, ma anche come responsabilità verso il territorio? Ma io credo che, tanto buongiorno a tutti ovviamente, grazie per l'invito. Io credo che le imprese di questo territorio lo abbiano sempre vissuto e utilizzato in un modo molto relazionale. E se guardo al passato, qui abbiamo tra l'altro un esempio, leggevo la lista dei partecipanti alla tavola rotonda, e, cioè, l'anificio, no? Oggi abbiamo qui un esempio che è uno dei tanti esempi anche di altri lanifici presenti nel territorio, che nel passato costituivano quasi dei luoghi autonomi complessivamente, cioè molto spesso le fabbriche nel passato, ma proprio in questo territorio, non solo qui in tutto il Veneto, eccetera, ma qui in modo particolare, erano esse stesse in qualche modo il territorio, no? In passato ho scritto come le fabbriche un tempo fossero un metaterritorio, no? Perché all'interno delle fabbriche un tempo si doveva costruire tutto, no? Oggi si comprano le cose da altri fornitori, ma un tempo i lanifici avevano bisogno di avere i falegnami all'interno, avevano bisogno di avere i fabbri, avevano bisogno di avere tutte diciamo, le maestranze utili a produrre le cose che servivano poi a produrre, no? i tessuti. La produzione verticale. Sì, ma in questo senso hanno prodotto anche poi la capacità di saper fare, che poi da quelle fabbriche ha gemmato e ha prodotto il nostro, diciamo, come lo chiama, come è stato chiamato in passato, il capitalismo molecolare, no? Del Veneto, cioè che ogni singola persona è diventato imprenditore di se stesso. Ecco, questa è stata la ricchezza che questo territorio ha saputo creare nel tempo e l'ha creata in tanti ambiti, no? Non solo ovviamente in quello industriale, ma pensiamo anche in quello, e ovviamente in quello artigianale, ma pensiamo anche al tema, per esempio, della produzione vitivinicola, che è l'elemento che poi è stato anche riconosciuto, no, dall'UNESCO come territorio, attenzione, perché noi non siamo territorio UNESCO perché siamo riconosciuti come patrimonio naturale o patrimonio culturale. Noi siamo tra i 62 siti nel mondo, siti UNESCO nel mondo, su più di 1200, che sono sia riconosciuti come patrimonio naturale che culturale. Cioè è l'insieme della natura trasformata dalle mani dell'uomo. Ora, come questa cosa è avvenuta, la domanda è perché c'era una modalità relazionale di chi viveva questo territorio di operare in simbiosi con esso. Allora, il fatto di pensare oggi quale può essere, no, l'evoluzione di questa simbiosi in una complessità che si è altamente allargata, oggi pensiamo che veramente siamo in quello, non so, un battito d'ali nell'Amazzonia e piove qui. No, siamo dentro questa Effetto logica. farfalla. Sì, un tempo non era così, no? Oggi in realtà queste relazioni sono talmente strette che noi vediamo dall'inizio di quest'anno cosa è successo con l'avvio dei dazi di Trump, eccetera, cioè una scelta che potrebbe sembrare legata a un tema, no, esterno a noi, in realtà ci colpisce direttamente e in modo anche molto pesante. Però il fatto che noi abbiamo saputo creare nel passato una simbiosi tra uomo e territorio,
tra produzione e territorio, tra ciò che abbiamo saputo e abbiamo, diciamo, raccolto, estratto dal territorio, perché abbiamo estratto non solo la capacità produttiva, abbiamo estratto anche i saperi. Parlo di estratto è una brutta parola, no? Però sostanzialmente noi abbiamo saputo costruire una capacità locale che qui si è condensata in una serie di saperi che non sono esportabili, cioè lo sono ovviamente, no? Però non sono esportabili con le stesse caratteristiche che hanno qui. E difatti una delle provocazioni che si potrebbe fare, anche se noi facciamo il conto di quante bottiglie di Prosecco si producono, no? Cioè, se le dividiamo per il numero di giorni, per il numero di persone che abitano in Veneto, potremmo bercele anche solo noi, cioè noi che dobbiamo vendere, adesso scherzo, ovviamente, è una battutaccia. No, vabbè, d'accordo, ma insomma, però saremo tutti felici, no, ma lo stesso, no? A parte le battute, no, dico, il punto qual è? È chiaro che cioè, se le vendiamo c'è anche un valore aggiunto diverso, no? Però il punto è che le connessioni che noi costruiamo e siamo in grado di costruire devono rafforzare il fatto che questo territorio deve rappresentarsi sempre di più non solo per quello che ha saputo fare nel passato, e potrebbe essere il marchio che l'UNESCO dà, dice vi riconosciamo che nel passato avete fatto una cosa bellissima e siete diventati nel 2019 territorio UNESCO, adesso rimanete così. No, in realtà noi dobbiamo essere capaci di portare qui altre persone per fare capire come si fa questa cosa. Perché noi dobbiamo essere capaci, ad esempio, di promuovere, non solo dal punto di vista turistico, ma dal punto di vista del racconto delle nostre capacità agli altri territori. Perché in questo modo, allora, anche l'essere UNESCO diventa la vera best practice. Cioè, noi mostriamo agli altri quello che sappiamo fare e magari insegniamo qualcosa. E questo secondo me è la grande lezione che l'UNESCO ci ha dato. Perché una delle critiche che viene mossa più spesso al territorio, alle nostre eccellenze, è che non si sanno raccontare abbastanza. Magari le conosciamo noi, ma fuori un po' meno. Ecco. Quindi voi invece state facendo, vi state già muovendo su questo. Sì, questo non è solo una cosa qui locale, è molto generale, quello di non sapersi raccontare o comunque, no? Ricordo tanti anni fa, non in questo luogo, in un altro luogo d'Italia, no? C'erano queste piccole produzioni di insaccati molto particolari, veramente buonissime, e poi gli chiediamo ma come le commercializzate, come le vendete? E questo produttore diceva no, ma queste le mangiamo noi. Allora, benissimo, cioè nel senso, il territorio è tuo, vivilo, ma in realtà il territorio è tuo significa non solo di chi abita qui, ma chi abita il mondo. Quindi noi dobbiamo saper raccontare cosa siamo, ma soprattutto anche il fatto che se vieni qui, vieni anche a metterti in relazione con quello che noi siamo. Allora questo elemento oggi dobbiamo saperlo raccontare e diciamo come associazione noi siamo in prima linea su questo fatto, perché non bastano solo i filmati emozionali, dobbiamo farlo con altre modalità, dobbiamo farlo in tanti modi diversi. Possiamo farlo ad esempio utilizzando dei canali che possono sembrare lontani da quelli della produzione, ma che in realtà, dico della produzione industriale, come quella artigianale, come quella enogastronomica, vitivinicola, tipo la cultura, l'arte, quando si utilizzano alcuni canali come questi, si comincia a raccontare in modo diverso cosa siamo, perché si accendono delle piccole micce, no, nei cervelli delle persone, perché dicono aspetta perché mi si è accesa questa miccia, vado a vedere cosa succede lì, no? Perché si attiva un processo. Quello che ad esempio stiamo facendo non è solo ovviamente essere a fianco del territorio nei meccanismi di conservazione e valorizzazione, perché poi la nostra missione è quella di conservare e valorizzare i temi dell'UNESCO e su questo veniamo anche giudicati dall'UNESCO, da ICOMOS con le sue raccomandazioni eccetera. Noi siamo nell'avvio di una fase che inizierà poi il prossimo anno
del nuovo piano di gestione 2026-2031, dove si mettono insieme tutti questi elementi, dove abbiamo parlato con tutti i soggetti, con tutto il territorio, per fare un piano di valorizzazione e soprattutto di conservazione e tutela, ma di valorizzazione, perché poi il problema non è solo conservare e tutelare, no? È prendere questa cosa e trasformarla. Sulla linea proprio della trasformazione che questo territorio ha avuto nel passato. Ma questa cosa noi la dobbiamo fare anche attraverso delle modalità che possano raccontare in modo anche innovativo quello che il territorio è, rappresentandolo in modo diverso. Ad esempio l'arte portata nel paesaggio, la musica portata nel paesaggio, non in luoghi consoni, no? Questo potrebbe essere un luogo consono per fare un concerto, ma ad esempio se noi organizziamo un concerto sul bordo del lago di Revine, ecco che creiamo una connessione diversa, un racconto diverso. È quello che stiamo facendo, tra l'altro, grazie anche alla collaborazione di tutti i comuni. Io ricordo che 2 anni fa, nel 2023, abbiamo vinto il premio di Città Veneta della Cultura. Ora, con che progetto? Noi abbiamo portato 136 eventi nei territori, nel paesaggio, cioè abbiamo portato 136 concerti di piccola, media, grande dimensione, ricordo uno per tutti, quello di Stefano Bollani, o l'Alba nei prati di Sernaglia, cioè in luoghi dove normalmente la musica non si sente, per creare queste connessioni, per far vedere anche in modo diverso, perché quello che dobbiamo essere capaci di fare non è solo raccontare appunto con i video emozionali, ma è far vivere in modo diverso nel territorio. Un equilibrio quindi, un saper raccontare diverso e anche una valorizzazione di un equilibrio molto delicato, come diceva lei prima, tra lavoro, turismo e natura. E dopo ritorniamo su questo argomento, ma volevo fare un collegamento dal paesaggio al prodotto. Stefano Zanette, se le colline del Prosecco, diciamo, sono il contesto, la cantina che lei rappresenta ci racconta come un territorio può trasformare la tradizione agricola in impresa. Certo, innanzitutto grazie al dottor Bianchi per l'invito e per tutti voi. Io mi trovo come un piccolo imprenditore, non vorrei esagerare, un umile contadino, un umile viticoltore in mezzo a dei grandi nomi dell'industria veneta, del nostro territorio, e rappresento un'impresa di persone, e quindi è un'impresa fatta da imprese, e questo è uno degli aspetti della cooperazione. Il legame con il territorio è indissolubile, fa parte della storia della nostra realtà. Se pensiamo a come nasce una realtà come la cooperativa di Vittorio Veneto, che nasce questa nel dopoguerra, quando c'era una situazione dal punto di vista socio-economica non sicuramente delle più favorevoli, perché c'era eravamo di fronte all'abbandono delle aziende, al passaggio della mezzadria, alla crisi della mezzadria, quindi c'era un panorama di crisi e delle persone lungimiragranti hanno visto proprio il fatto di mettersi assieme, quello di poter, attraverso queste parole che abbiamo già sentito e sentiremo sicuramente nel proseguimento di questa mattinata, di aggregazione, di sinergia, di fare impresa, di sfide, hanno realizzato una vera e propria sfida, che è stata quella, l'esempio di Vittorio Veneto, di 37 soci fondatori, poi con 300 conferitori, che nel
1959 conferiscono 11.000 quintali d'uva nella cantina situata a San Giacomo. E da lì questa sfida trova veramente le radici in una crescita che è legata poi a quella territoriale, è una crescita delle imprese, quindi il fatto di far nascere anche delle imprese, dei giovani che all'epoca sono riusciti a rimanere, che erano magari adesso i nostri padri o i nostri nonni, a rimanere e far creare un'azienda che radicata nel territorio ha saputo andare oltre. Questo perché nel tempo questa impresa di Vittorio Veneto, partita con un sparuto numero di visionari, si può dire, ha saputo poi mettere le basi per poter, con quel senso di mutualità e di voglia di condividere, ecco, perché la cooperazione è, come dicevo prima, è fatta da imprese ma che si mettono assieme per creare qualcosa di più grande e per poter avere quella massa critica e per potersi togliere da quello che era e che è tuttora un sistema che guarda al profitto, ma guarda invece la cooperazione a creare profitto, ma dividendolo in modo equo e paritario tra i vari componenti della realtà. Questo fa sì che nel tempo vada ad abbattere anche, perché è stato un fatto storicamente molto importante, perché oggi ci troviamo in realtà di Conegliano e Vittorio Veneto, ma dobbiamo tener conto che il campanilismo tra Vittorio Veneto e Conegliano era, credo non lo sia più nelle nuove generazioni, ma era comunque un campanilismo che faceva sì che due realtà come la cantina di Vittorio Veneto e Conegliano non potessero parlarsi e avere una visione di aggregazione. Ecco, riuscire a mettere assieme queste due realtà è stato un fatto epocale, e come è stato un fatto epocale quella di poco tempo fa andare, diciamo, uso un termine che non vorrei che fosse improprio, in soccorso a una realtà friulana, quindi andare a battere un altro campanile, un altro confine, questo sempre nello spirito allargare di la cooperazione, quindi. Sì, ma dobbiamo pensare che molto spesso quando si fanno queste cose, i miei soci, molti mi dicevano: ma perché dobbiamo, noi che stiamo bene, andare a condividere il nostro stato così di tranquillità, di serenità raggiunta, perché dobbiamo andare a condividerlo con qualcuno che poi ci tira giù? Invece la sfida è quella di avere, dico anche forse la presunzione, ma fa parte della sfida imprenditoriale di dire: no, io sono talmente ormai radicato in questa impresa che c'è la certezza che nel condividere saremo in grado non di andare giù, ma di tirare su tutto un sistema. Quindi questo è quello che sta avvenendo in questi giorni, che una realtà come quella lontana da Casarsa, di Casarsa, quindi ha creato uno scompiglio notevole nel nostro mondo. I soci di Casarsa, la gente di Casarsa, riescono ad avere un reddito, le proprie imprese, che è simile, uguale a quelle di Vittorio Veneto. Quindi questo seme che è partito da Vittorio Veneto di
dare senso all'impresa, dare senso al lavoro, dare futuro ai giovani. Prima nell'intestazione della giornata c'erano delle parole che erano l'emblema delle radici, il futuro, il senso dell'appartenenza, il fare impresa, sono proprio insite in questo spirito che nasce dalla cooperazione. E quei 37 soci di Vittorio Veneto che hanno creduto in questo, in un periodo, come dicevo, storicamente non facile, ha avuto la capacità di creare attualmente una realtà di 1200 famiglie, di 1200 aziende che partono da questo territorio bellissimo del Conegliano Valdobbiadene, che è la nostra culla, ma che arriva ad estendersi fino, con 6.000 ettari, fino ad Aquileia. Quindi inglobando un territorio, una storia, una cultura fatta dall'uomo e anche dall'ambiente, che è qualcosa di straordinario. E le aziende agricole sono il presidio del territorio. Il fatto che ci siano, che insistano delle aziende agricole che siano vitali, queste arricchiscono e fanno bello il territorio. Voi fate questo ragionamento che mi capita di vedere anche a me, ma pensate quello che andate in giro e vedete voi, dove vedete un territorio che non è lindo, che non è bello, che non è piacevole, le imprese, l'agricoltura lì soffre. E vuol dire che le imprese stanno abbandonando, è un'agricoltura di sussistenza. Il fatto di poter, attraverso queste imprese che danno reddito e che distribuiscono nel territorio in modo capillare il reddito, come la cooperazione, equamente, questo sicuramente crea benessere e crea bellezza nel territorio. Certo, l'industria che deve creare anche bellezza. E a proposito di territorio di bellezza, vediamo, chiedo alla regia, i territori, la cantina di Conegliano, Vittorio, fino a Casarsa.
c'è veramente tanto da dire. Ecco, un'ultima considerazione. Se dovessi scegliere un valore del fare impresa vitinicolo, ecco, che potrebbe ispirare anche altri settori produttivi, quale sarebbe secondo lei? Ma la soddisfazione di poter lavorare in modo creativo, la soddisfazione di poter vedere quello che attraverso la natura, questo connubio uomo-natura, poi alla fine attraverso il lavoro, la trasformazione, quindi l'innovazione, può arrivare a un prodotto finale che è apprezzato dagli altri, quindi che non si fa per sé, ma che viene condiviso. Quindi vedere che il proprio lavoro, la propria passione, poi alla fine viene apprezzata dagli altri, trasmetti il senso del tuo modo di vedere le cose, della tua vita, attraverso il creato, quello che ti dà anche la possibilità di intervenire direttamente attraverso la natura, arrivare alla condivisione con gli altri. Grazie. E dal vino e dal territorio passiamo invece adesso alla manifattura, per vedere come l'impresa doni non solo bellezza ma anche valore aggiunto ai nostri territori. L'anificio Bottoli, se ne parlava prima, dal 1861 siamo alla quinta generazione di un'azienda che ha fatto del Made in Italy il suo tratto distintivo. Però prima di passare la parola a Roberto ve lo faccio vedere l'anificio. Allora Roberto, con te abbiamo una certa confidenza, quindi vorrei essere anche un po' più critica, perché mi verrebbe da dire, sì, abbiamo giocato facile finora, abbiamo parlato di colline UNESCO, abbiamo parlato di una produttività vinicola che ci invidiano dappertutto, ma questo convegno nasce in realtà anche dal desiderio di superare quello che è un luogo comune, ossia quello di Vittorio Veneto come la Sparrogrossa, una zona industriale in declino? Sì, faccio un preambolo. Il preambolo è ringraziare Aldo per lo sforzo che continua a mettere nell'organizzazione di questa manifestazione.
Io ho avuto il piacere di condividere l'inizio, cioè la sua idea che era quella di celebrare i fasti, diciamo, delle industrie vittoriesi. L'abbiamo un po' fatto nella precedente edizione. Questa volta abbiamo cercato invece di portare, o almeno ho cercato di portare gli organizzatori verso andare avanti. Ecco, io faccio parte del passato, diciamo, anche se la mia azienda vuole avere un futuro, però faccio parte della storia, di una piccolissima storia, e invece Vittorio Veneto ha bisogno di sfatare un po' quella nomea di città in declino industriale. Magari abbiamo un declino nel settore commerciale, abbiamo un declino della popolazione, ma queste sono cose comuni a tanti centri e tante cittadine. Non siamo in declino industriale, quindi abbiamo perso tutta una serie di attività storiche che chiaramente lungo il Meschio c'erano, secolari, addirittura dal Medioevo, che però sono quelle che hanno creato, come diceva chi mi ha preceduto con un bellissimo intervento relativo alla duttilità. Mi è piaciuta tantissimo la sua collocazione della parola. E quindi abbiamo perso certe cose, però queste cose vorrei che fossero un po' il DNA delle aziende di oggi. Abbiamo una zona industriale, come è stato detto, una delle più grandi del Veneto, con 100 aziende e 6.000 dipendenti, quindi è qualcosa di grandioso. Non sono nate da nulla, sono nate da una storia di imprenditoria che, come qualcuno ha già detto, era il fabbro, era la fucina, era il follatore, era il mulino, era la carta, erano le spade, era la bacologia, era il settificio, era la lana, il lanificio, e tutte le competenze che queste aziende si sono sviluppate nel corso dei secoli. Quindi parliamo di Vittorio Veneto, città che si chiamava allora Serravalle più che Ceneda, in cui erano presenti tantissime fucine e attività che hanno creato un DNA, io penso magari è una mia illusione, in cui gli imprenditori di oggi godono di un sapere che deriva da una tradizione di fatica, di sforzo, perché chiaramente erano attività molto, molto impegnative al tempo, che però hanno, penso, dato un là a queste nuove aziende. Quindi abbiamo perso qualcosa del passato, abbiamo un futuro grandioso, rappresentato da aziende come quella dell'amico Zoppas, e che faranno Vittorio Veneto anche nel futuro un qualcosa di grande. Ecco, cosa mi hai chiesto? Io credo che tu possa parlare. No, stavamo parlando di una nomea che si sente dire in giro che soprattutto in questo periodo di crisi la zona industriale di Conegliano e anche di Vittorio sta perdendo molte realtà storiche ed è un po' in difficoltà. Ecco, questo mi pare, ti ho già risposto, fammi un'altra domanda. Tu sei un paladino del Made in Italy. Quanto è difficile fare Made in Italy al giorno d'oggi? Guarda, è difficilissimo perché ne parliamo tanto, sappiamo di avere un valore unico al mondo, sappiamo che è qualcosa che il mondo ci invidia, sappiamo che è fatto da tutto un insieme di fattori di cui godiamo, che derivano da una nostra storia, diciamo, di cultura, di rinascimento, di storia proprio di popoli, di varietà che hanno composto la nazione italiana. E abbiamo i più grandi geni dell'umanità, sono quasi tutti di derivazione italica, e questo ci porta ad avere un patrimonio enorme, però non lo sappiamo di averlo, lo decantiamo, ma non lo sappiamo conservare. E questo è il nostro cruccio di tutti i giorni, nel campo della moda in particolare. Il mondo compra il Made in Italy perché sa che ha questi contenuti, però sappiamo che nel giro del mondo c'è l'80% di falso Made in Italy e non riusciamo a fare nulla per togliersi questa parte. Quindi tante volte si è discusso che solo un 20% del finto Made in Italy fosse riportato nel Made in Italy vero, l'Italia nuoterebbe nell'oro. Non si riesce a fare nulla di sufficientemente incisivo per proteggere questo Made in Italy. Continuiamo ad avere importazioni selvagge, continuiamo ad avere imitazioni in tutto il mondo e alle volte mi domando come ancora il Made in Italy abbia il valore che ha, perché è talmente vilipeso anche dagli italiani stessi e non solo dagli stranieri,
perché purtroppo c'è gran parte di produzioni italiane che sono farlocche, e quindi ciò nonostante è ancora un valore. Noi nel nostro piccolo siamo un lanificio, abbiamo la prerogativa di essere un ciclo completo, quindi dalla pecora al tessuto finito. Credo che siamo un esponente del vero Made in Italy, cioè quello che fa tutto da sé e pochissimi, ha la catena credo. completa. Siete Sono pochissimi pochi, a non livello... pochissimi, ma pochi certamente. E chiaramente soprattutto è una peculiarità data la dimensione piccola dell'azienda, quindi riuscire ad avere la catena integrata all'interno è una prerogativa, chiaramente con tutte le difficoltà, con tutto il peso che porta a un tipo di lavorazione. Ma c'è anche l'orgoglio di riuscire a fare qualcosa che è un po' fuori dal tempo, un po' fuori dalle logiche. Ecco, il mio orgoglio è dire riuscire a esserci ancora, anche se non dovrei esserci. Ecco, questa è E ci sarai ancora, perché l'anificio adesso con te è la quinta generazione, ma sta guardando anche il futuro perché c'è già anche la sesta in azienda. Sì, è lì nell'angolo la quinta generazione. Quest'anno avete scelto di sostenere il Made in Italy anche all'estero, perché siete stati sponsor ufficiali del Padiglione Italia all'Expo di Osaka. Ci racconti un po' l'esperienza? Ma questa è un'esperienza un po', diciamo, particolare, nel senso che non c'era nessuna presenza del tessile abbigliamento nell'Expo mondiale di Osaka. Noi siamo riusciti a inserirci con una peculiarità, cioè un prodotto che ha destato l'interesse, quindi un tessuto in lana seta e cashmere tinto con recupero dei fondi del caffè. Quindi c'era un tema che ha raccolto interesse proprio perché c'era un prodotto made in Italy con questa aggiunta di sostenibilità derivante da questa tintura particolare che effettuiamo da un po' di tempo. E con questa cosa ha destato l'interesse, abbiamo fatto tutta una quantità di queste sciarpe fatte con questo tessuto, che sono state l'omaggio del Padiglione Italia agli ospiti illustri all'Expo. Al di là di questo, che è la soddisfazione personale, è soprattutto il fatto di essere un rappresentante del Made in Italy italiano, ecco, una pulce che però in quel momento è diventata l'emblema del Made in Italy in un'Expo mondiale. Una piccola soddisfazione ogni tanto ci vuole, no, per sopravvivere. Sì, una grande soddisfazione, direi. Ecco. La moda e l'aerospaziale sembrano mondi lontani, Roberto, eppure entrambi nascono da quelle che sono competenze, visioni e ricerca. Quanto è importante secondo te, e poi ci colleghiamo a Federico, che anche i settori, che dicevo, quanto è importante che anche i settori più tradizionali dialoghino con quelli più innovativi? Allora, guarda, la moda ha questa peculiarità che è sempre stata in movimento, cioè è una delle componenti della vita umana in cui non si sta mai fermi. E non star fermi vuol dire avere la necessità di essere agili, quindi adattarsi ai tempi. E questo fa sì che la moda italiana è ancora importante nel mondo, proprio perché in questi momenti in cui diceva bene, togliamo la parola resilienza, che è stata sfruttata e usata male, e usiamo la parola d'utilità. Ecco, il campo della moda, sia il tessile che dell'abbigliamento, ha sempre dovuto farlo perché vive delle continue innovazioni, del continuo cambiamento, sia a livello estetico, ma anche a livello di contenuti. Cioè noi siamo un lanificio che parte da una base classica, perché facciamo il tessuto da uomo, facciamo il tessuto anche da donna, facciamo le coperte, facciamo il plate, facciamo l'accessorio, però sempre in un campo abbastanza formale. Però anche noi ci stiamo evolvendo perché il modo di vestire è cambiato e se non cambi non vai avanti. E da anni per il lanificio sta studiando tessuti innovativi, ma senza andare, ecco, non siamo arrivati alla tuta spaziale per poter fornire le astronavi proprie. Prossime, però abbiamo fatto dei tessuti sempre nel campo della ricerca con fibre alternative, per esempio l'abaca, che è una fibra che non è mai stata usata nell'abbigliamento, abbiamo usato le fibre derivate dal latte, quindi fibre caseiniche, abbiamo usato le tinture vegetali e stiamo usando anche adesso. Addirittura nel 2010 io ho inventato un tessuto che scherma dalle radiazioni elettromagnetiche, ha una sfumatura di circa 25-30%, sfruttando il principio della gabbia di Fahrenheit, quindi un filo di argento, un filo di rame,
all'interno di un tessuto invisibile, cioè un tessuto sottile da cerimonia quasi. Poi non l'abbiamo commercializzato più di tanto perché necessitava di certificazioni dove entrare in un campo che non è il nostro. Ecco, però siamo in continua evoluzione anche dal punto di vista del prodotto. Ripeto, non facciamo ancora il tessuto per lo spazio, però faremo anche quello, se me lo acquisterà magari da Zoppas per fare qualche Adesso fornitura, vediamo se vediamo riusciamo di influenzarlo. a trovarti un contatto. Vi avevo promesso che sarebbe stata una tavola rotonda molto, molto informale e molto, molto simpatica. Ecco. Quindi abbiamo visto che dalla tradizione si arriva anche al futuro. Federico Zoppas, penso che siamo tutti curiosi qui che ci racconti un po'. Mi permetto di darti del tuo, Certo, perdona. ci mancherebbe. Che Buongiorno a racconti... tutti. Ringrazio anch'io per questa opportunità perché il dibattito si fa molto interessante. Soprattutto perché veramente mi sento un po' l'ansia da prestazione del rappresentare il futuro, ma che di fatto ha delle radici che sono molto forti, radicate nel passato e soprattutto ha bisogno di avere un fondamentale e un fondamento nel proprio territorio. Ma poi ci vorrei tornare. Allora, premetto che la nostra famiglia ha delle radici che nascono in questo territorio conegliano, ma di fatto si estendono anche nel vittoriese, perché noi siamo nella già citata più volte zona industriale dal 1970, no? Fine 70. E da lì abbiamo continuato la nostra tradizione industriale producendo componentistica, la famosa componentistica che veniva poi montata negli elettrodomestici. Noi come famiglia sapete che siamo usciti dalla produzione di elettrodomestici definitivamente dal 1982, per cui siamo l'esempio di diciamo un'attività imprenditoriale che ha cercato di guardare sempre avanti e di rinnovarsi. Il settore dell'elettrodomestico è il tipico esempio di un settore che ha avuto un boom pazzesco dal dopoguerra e oggi credo che sia finito prima in Europa dell'Est, poi in Turchia, adesso ci sono i cinesi, i coreani, per cui dall'elettrodomestico domestico noi sostanzialmente non abbiamo quasi più nulla. Abbiamo letto tutti che l'Electrolux è un po' in crisi proprio per effetto della concorrenza e un po' diciamo che la maggior parte delle aziende che facevano parte della filiera dell'elettrodomestico domestico sono state soggette a questo fenomeno di commoditizzazione. Quindi vuol dire che abbiamo avuto degli attacchi da parte di concorrenti che magari avevano delle condizioni lavorative diverse o costi della manodopera leggermente diversi rispetto a quelli che abbiamo noi oggi e quindi gioco forza, che cosa ci resta da fare? O innoviamo oppure chiudiamo. Quindi sicuramente ci vuole della resilienza, della duttilità, ma ci vuole anche una lungimiranza nel dire ok, che cosa sta succedendo attorno a noi? Voi lo avete fatto molto bene perché di fatto avete colto l'opportunità del territorio che è assolutamente stupendo, perché noi tutti portiamo i nostri ospiti in queste magnifiche colline e ci vantiamo, diciamo noi veniamo dalla terra del Prosecco, non veniamo sì da Venezia, ma noi siamo a Conegliano, della terra del Prosecco. Avete fatto il consorzio e oggi riuscire a pagare o a vendere a Houston, Texas, visto che c'è un collegamento con l'aerospazio, voi sapete che c'è la NASA, ma una bottiglia di Prosecco a $35-40, uno prima di tutto soffre perché insomma sappiamo quanto lo paghiamo qua, però voglio dire, uno ne va anche fiero, no? Ecco, quindi tornando un attimo alle origini nostre, noi abbiamo iniziato a fornire il settore dell'aerospazio con le famose resistenze circa nel 1990, però il settore dell'aerospazio era un settore molto chiuso, nel senso che era sostanzialmente il risultato di programmi governativi e quindi venivano costruiti 1 o 2 satelliti all'anno, quindi erano più che altro quasi dei prototipi oppure degli esperimenti. E abbiamo avuto, proprio parlando di territorio, anche la grandissima fortuna di avere l'Università di Padova
che è una delle più, magari non tutti lo sanno, ma è tra le 20 al mondo come reputazione nell'ambito appunto di scienze aerospaziali o di ingegneria aerospaziale. Quindi con l'Università di Padova si cercava di avere la possibilità di entrare in contatto con il più possibile con i governi, con chi di fatto andava a costruire o a sponsorizzare i satelliti. Quindi molto spesso erano satelliti civili, ogni tanto non si sapeva ma c'era qualche satellite militare, però di fatto è un qualche cosa che ha consentito a noi sempre di guardare avanti e di cercare questo fattore innovativo che ci potesse contraddistinguere appunto dalla commodity. Per fare la storia breve, voi sapete tutti che questo settore ha avuto un'accelerazione molto importante prevalentemente da quando i capitali privati sono entrati nella economia spaziale. Difatti la space economy esiste da sempre, invece la new space economy di fatto è nata quando Elon Musk piuttosto che Jeff Bezos si sono lanciati, e anche Richard Branson, a lanciare i satelliti, le costellazioni, i lanciatori, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata un'accelerazione molto, molto, molto importante, per cui da un satellite a 2 satelliti a costellazioni di migliaia di satelliti. Solo l'anno scorso sono state lanciate circa 7.000 satelliti. 4 anni fa c'erano circa 300 satelliti all'anno. E questo per dire che cosa? Per dire che la New Space Economy deve fare affidamento su una accelerazione della capacità di poter fornire componenti che prima erano di fatto appunto dei prototipi, piuttosto che dei prodotti che magari non si ripetevano in continuazione. Ma di fatto chi è che ha prodotto questi componenti? Molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, sono aziende che sono piccole e medie imprese, quindi ritorno al concetto proprio della piccola impresa. E nel nostro territorio noi abbiamo parecchie aziende che in maniera magari anche non molto consapevole fornivano questo tipo di componenti. Quindi di fatto c'è una grandissima storia legata alla New Space Economy, ma il tessuto imprenditoriale che contraddistingue il nostro paese e la nostra regione costituisce un'ossatura fondamentale. Il valore della New Space Economy oggi nel 2025 è intorno ai 600 miliardi di dollari, è previsto che arrivi nel 2035 a circa 1,8 triliardi. Quindi ci sono degli investimenti che sono pazzeschi e questi investimenti chiaramente nell'immaginario collettivo nostro sono normalmente per portare un qualche cosa in orbita. Quindi vuol dire razzi, vuol dire satelliti, vuol dire sistemi di comunicazione, vuol dire ottiche, vuol dire... E la maggior parte di queste tecnologie noi le abbiamo nel nostro territorio. Anche noi abbiamo fatto proprio come azienda, il nostro fatturato nel settore aerospaziale è sempre stato molto limitato proprio per quello che si diceva prima. Ma anche noi abbiamo dovuto organizzarci, ci siamo organizzati con un nostro distretto, adesso noi lo chiamiamo RIR perché giustamente il Veneto ha messo a disposizione le reti innovative regionali, quindi il distretto non è a Conegliano o a Vittorio Veneto, ma è un distretto allargato, quindi si va veramente da tutte le province del Veneto. E di fatto, grazie anche alla nostra capacità che abbiamo data dal DNA di cui si parlava prima, abbiamo iniziato ad andare in giro con la nostra valigetta a cercare di suonare i campanelli giusti, perché andare a fornire questo tipo di tecnologia vuol dire andare alla NASA, vuol dire andare in India alla ISRO, vuol dire andare... Insomma, ogni paese oggi ha un programma aerospaziale. E vorrei anche aggiungere un altro commento. Nel nostro progetto noi non abbiamo... in Italia ci sono 12-13 distretti, i più storici sono quello piemontese, quello lombardo, quello campano o quello pugliese. E perché? Perché lì avevano le famose vecchie aziende che producevano aerei. Noi avevamo gli elettrodomestici e quindi abbiamo fatto il distretto del bianco, eccetera. Però di fatto noi non avevamo i cosiddetti prime contractors. I prime contractors sono appunto i costruttori
o gli assemblatori finali. Abbiamo un'azienda che assembla, una divisione di Leonardo Elicotteri che assembla elicotteri vicino all'aeroporto di Venezia, ma di fatto non abbiamo assolutamente, quindi ci siamo dovuti ingegnare ancora di più. E la cosa divertente, la cosa bella è che attraverso il nostro distretto abbiamo deciso di valorizzare che cosa? Il vino, l'agricoltura e soprattutto ultimamente anche il tessile o lo sport system. Perché per andare nelle missioni spaziali, che oggi diciamo sono quelle più vicine a noi, che sono la ricostruzione della stazione internazionale spaziale, che sono il viaggio dalla Terra sulla Luna e poi dalla Luna su Marte. Noi abbiamo bisogno di tutto, abbiamo bisogno di qualsiasi cosa, abbiamo bisogno di vestirci, abbiamo bisogno di respirare, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di chiudere tutti questi gap, diciamo, come si dice in inglese. Adesso ci arrivo perché per cui diciamo che il fatto di poter giocare appunto con questo tipo di tecnologie che ti danno sia la possibilità di portare in orbita qualsiasi cosa, ma anche e soprattutto di beneficiare dei dati che queste infrastrutture poi ci mettono a disposizione, fanno sì che le nostre aziende possano beneficiarne in maniera molto importante. Mi spiego, abbiamo fatto con la tecnica, hanno fatto con la tecnica, perché zitti hanno fatto questa partnership con un'azienda pugliese e hanno fatto le scarpe per gli astronauti. Roberto in tempi non sospetti mi ha mandato un messaggino dicendo guarda che sullo spazio farà freddo, magari mettiamo una copertina, però non è una cosa fantascientifica perché voi non potete immaginare quanto veramente sia piccolo il mondo, noi dopo vedremo, è di lana. Quanto piccolo sia il mondo. Io sono stato chiamato dall'Agenzia Spaziale Europea perché c'era un certo Pierre Cardin, che voi sapete tutti che si chiama Piero Cardin, che è di Oderzo se non sbaglio, che ha fatto una collezione di moda ispirata appunto ai programmi lunari, ma soprattutto ha fatto una tuta spaziale che adesso sta testando con l'Agenzia Spaziale Tedesca per fare in modo che gli astronauti possano allenarsi e possano esercitarsi. Però poi, e arrivo alla conclusione, abbiamo lavorato attraverso l'organizzazione del nostro Veneto Space Meetings. Perché tu che partecipi, sei un promoter di questo meeting che è alla terza edizione? Quarta edizione. Quarta edizione quest'anno. Space Meeting. Adesso ne parliamo tra un secondo. Dicevo che andiamo ad enfatizzare proprio la presenza del vino nel nostro territorio, perché grazie ai satelliti sicuramente si può parlare di gestione delle risorse idriche, sicuramente si può parlare di gestione a parte le previsioni meteorologiche, ma sicuramente anche di gestione delle varie patologie che riguardano chiaramente non solo il vino, ma anche le altre piante, se pensiamo agli ulivi della Puglia, per esempio. E quindi ci sono già dei progetti molto importanti con la Regione Veneto, con Coldiretti, con tutte le varie sigle dell'agricoltura, con Confagricoltura, eccetera, eccetera, che hanno destinato e partecipano in maniera attiva, hanno destinato un budget importante per riuscire a sfruttare questi dati che vengono dal satellite, proprio per diventare dei centri di competenza virtuosi che poi possono essere messi a disposizione anche di altre nazioni. Voi non sapete, ma probabilmente uno dei più grossi distretti al mondo è quello francese, guarda caso, perché c'è l'Airbus, perché ci sono tutta una serie di produttori molto importanti, ma gli esperimenti che stanno facendo anche loro sul vino hanno una base proprio dallo spazio. Quindi voglio dire, ci sono delle sinergie molto molto importanti e quindi ci consentono assolutamente di guardare avanti e di avere una speranza. C'è una filiera incredibile dietro a tutto questo, cioè l'aerospazio forse da profani sembra più un settore molto di nicchia, ma in realtà c'è tutta una catena di professionalità, di settori produttivi che possono entrare a partecipare a questi progetti, a questo settore produttivo. Assolutamente,
Ma tutto questo non può succedere senza quello che oggi si chiama ecosistema. Quindi quando noi abbiamo iniziato a promuovere il nostro progetto del distretto, siamo andati dal nostro presidente Zaia, gli abbiamo esposto l'opportunità, lui ha detto guarda, mi interessa moltissimo, ci siamo. E da lì devo dire che avere l'ecosistema che è composto dal territorio, dalle università e dalle aziende, hanno fatto sì che il Veneto veramente avesse questa accelerazione, ma veramente da far, scusatemi l'ambizione, ma da fare quasi impallidire i distretti più storici, perché i distretti storici alla fine erano abituati a prendersi gli ordinini che arrivavano, eccetera. Noi invece abbiamo questa possibilità di far vedere che il nostro territorio è fatto da aziende molto dinamiche che sono in grado di produrre i famosi tocchi, ma i tocchi possono essere anche riconvertiti. Quindi passare da pochi satelliti a tanti satelliti per noi è una cosa che è quasi all'ordine del giorno. Quindi la riconversione anche di parecchie delle nostre aziende è in atto. E poi lì c'è bisogno veramente di tutto e di più, nel senso che c'è bisogno di capitali per crescere, quindi abbiamo bisogno di coinvolgere la finanza. Ci sono già state delle attività di fusione tra varie aziende o di partecipazione da parte di fondi, e tutto questo è avvenuto praticamente dal 2021. E il nostro Veneto Space Meetings di fatto serve a far vedere al mondo tutto quello che abbiamo fatto e tutto quello che possiamo fare. Quindi noi in Italia abbiamo due eventi molto importanti in questo senso. Uno è a Torino, che è a dicembre, e si chiama Aerospace and Defense Meetings, e invece noi abbiamo il nostro Veneto Space Meetings. L'anno scorso abbiamo avuto più di 25 paesi che ci hanno visitato, lavoriamo anche con l'Istituto del Commercio Estero, come fa anche il settore del vino. Abbiamo i cosiddetti incoming, quindi tutti i buyer che vengono a comprare e a entrare in contatto con le aziende del nostro territorio, per cui devo dire che i vecchi distretti hanno avuto una scossa molto importante, perché il Veneto, quando si mette in moto in maniera molto e per fortuna seria e è strutturata. arrivata anche da parte vostra questa scossa. Grazie Federico, ma io penso che tutti in sala si stiano chiedendo: ma ce lo fate vedere questo aerospazio? Regia, abbiamo un contributo. Grazie. Ecco, dopo ritornerò perché sono curiosa di sapere che cosa secondo te serve perché i settori così innovativi rimangano radicati nel nostro territorio. Ma adesso vorrei sentire cosa ne pensa anche una voce a 360 gradi, perché Giovanni Zoppas è un consulente di gruppi internazionali
col quale vorrei riuscire a vorrei riflettere su come innovare senza perdere il contatto con le proprie radici. Giovanni, innanzitutto a caldo, qual è la tua impressione su quello che è emerso? Allora, la prima cosa, buongiorno a tutti. Io mi sono fatto definire consulente aziendale, in realtà sono un pensionato. Cosa fanno i pensionati? Non me l'avevi detto questo. Cosa fanno i pensionati normalmente? Diventano opinionisti. No, per cui uno dice, siccome pensionato, ho passato 40 e rotti anni a fare il dirigente d'azienda in Veneto per scelta. Sono nato a Vittorio Veneto, ho sempre vissuto qui, poi ho lavorato in giro per il Veneto, diciamo con aziende soprattutto di caratura internazionale, da aziende magari medio-piccole, dove ho imparato che si viaggia in economy, aziende più grandi dove la prima linea di dirigenti era fatta da 5.000 persone. Quindi un po' di tutto, diciamo, 13 aziende nel mio curriculum e ho fatto in Veneto uno dei mestieri più difficili, che è quello del dirigente. Perché il dirigente, sai, il ragioniere sì, il dirigente insomma anche no. Ecco, al di là delle battute, io vorrei fare un attimo il controcanto rispetto a quello che hanno detto i miei colleghi, che hanno detto tutte delle cose non solo belle, ma interessanti e di successo. Qual è il controcanto? Io penso che se si vuole guardare al futuro, bisogna cogliere bene quelli che sono i segnali deboli che ci sono, no? Segnali deboli che si vedono all'interno delle dinamiche dell'economia, all'interno delle dinamiche della società. I dati che vi darò come riferimento riguardano il 23-24 a seconda della disponibilità. Non volevo tediarvi con slide o altro. Diciamo che prendeteli per buoni, comunque se poi ve li segnate andate a vedere, vedete che sono buoni. Allora, in Italia il rapporto tra aziende che nascono e che muoiono è leggermente positivo. Diciamo che la differenza è un 7% di nuove aziende e un 6% di aziende che muoiono. In Veneto è negativo, c'è un 6% di aziende che nascono e un 10% di aziende che muoiono. Se poi uno va a vedere all'interno di questa natalità, mortalità, ma è anche abbastanza normale, no? Cosa nasce, cosa muore? Muore il vecchio, nasce il giovane oggi si chiama tecnologia. Quando l'amico Federico dice e ci racconta cosa fanno, lui sicuramente fa parte, con tutte le innovazioni che ci stanno, di quel 6% che nasce. Il problema è che è poco. E allora uno deve chiedersi, ma perché è poco? E allora si entra dentro, e qui è un po' la necessità di guardare le cose anche in un modo diverso, dentro i numeri, che sono quello che sono, perché poi ti spiegano semplicemente la realtà dei fatti, no? Noi siamo tra gli ultimi paesi nell'OCSE per massa di investimenti nelle start-up tecnologiche, dove qui le differenze si contano a decine di miliardi, attenzione. Siamo tra gli ultimi paesi per investimento pro capite nel supporto a nuove attività ad alta tecnologia. Poi è chiaro, non facciamo confusione, no? Adesso lo dico a titolo provocatorio, no? Però se da un punto di vista pro capite spende più la Lituania dell'Italia, poi uno fa presto e dice sì vabbè, ma la Lituania spende 200 milioni, è vero, però è un concetto di mindset, no? Cioè come viene affrontato il tema. E l'altra cosa che è relativamente collegata, che però secondo me è importante sottolineare, e qui andrò poi diretto su un tema specifico, no? Perché poi questi sono grandi numeri, poi bisogna anche quagliare, no? E noi abbiamo i salari tra i più bassi nell'OCSE. E qui la cosa divertente è che uno dice, ma i salari sono bassi perché bassa è la produttività.
Nessuno spiega però che cos'è la produttività, per cui sembra quasi che i salari siano bassi perché è bassa la produttività perché le persone non lavorano. Perché guardate che questo è il modo in cui la pancia delle persone lo sente. No, non è così. È un misto di investimenti privati, investimenti pubblici, ecosistema che c'è, che non c'è, istruzione. E questo è l'altro punto su cui vorrei farvi pensare. Qui dicevo prima a Roberto che abbiamo il mondo di informazioni. Ho provato ad andare a vedere negli ultimi 10 anni quante persone sono emigrate, diciamo intellettualmente valide, emigrate dall'Italia. Si va dalle 300 alle 500 alle 700 mila. Sono cifre grosse, perché se voi rapportate nell'arco di 10 anni, che sono anni di attività di queste persone, perché sono persone ancora disponibili per il mondo del lavoro, e lo raffrontate col numero totale dei lavoratori in essere, stiamo parlando di cifre incredibili. Perché questa variazione dai 300, 500, 700? La prima cosa è che dipende dallo span in termini di età. Allora si fa dai 18 ai 35, dai 20 ai 35, dai 24 ai 35, non so bene perché. Beh. A fronte, diciamo, di questo 500.000 di persone che esce, negli stesso periodo ne abbiamo avuti 250.000 nuove persone che sono entrate. Il livello di scolarizzazione medio è tra le persone che sono entrate licenza elementare e le persone che sono uscite quantomeno scuola superiore. E tutto questo uno dice, vabbè, ma cosa c'entra con tutte le cose che abbiamo sentito? C'entra perché tutte le cose che abbiamo sentito, non l'ho detto magari proprio in modo esplicito, ma implicitamente Federico, che è in un settore, senza nulla togliere agli altri, di punta, lo ha detto, senza le risorse umane non vai da nessuna parte. Perché? Perché servono le persone e servono le persone nel posto giusto, al momento giusto, con la cultura giusta. Prima, scusatemi, non ricordo chi ha detto, noi nelle nostre aziende dobbiamo anche far star bene le persone, no? È verissimo. Perché? Perché oggi di risorse ce ne sono poche e non è più l'azienda che sceglie il dipendente, è il dipendente che sceglie l'azienda. Questa è la verità. Prima al collega della Pupa dicevo, sai, io ho fatto colloqui per 20 anni almeno della mia professione. 20 anni fa, 25 anni fa, la prima domanda che ti faceva una persona che voleva essere assunta era qual è lo stipendio? Adesso la domanda è, ma qual è il clima di vita in azienda? E attenzione perché poi ci sono delle situazioni particolari, perché so che la ristorazione ad esempio è una problematica legata ai turni, il sabato, la domenica, l'hotelleria, è un mondo molto particolare, ma nel resto del mondo ormai il lavoro del sabato e la domenica è difficile che ci sia, però il vero tema è che le persone si chiedono qual è la qualità della vita all'interno dell'azienda. Allora, se noi mettiamo assieme tutte queste cose qui, capiamo, è un po' questo qui è il mio messaggio, che da fare ce n'è molto. Però chi svolge le attività come le svolgono i miei colleghi qui sul palco, sicuramente sta facendo qualche cosa di positivo. Perché? Perché sta creando i presupposti, perché saranno pochi, ma quei pochi che valgono rimangano e vadano nelle aziende giuste. Faccio un'ultima considerazione a cui magari a volte non pensiamo, però siccome risorse ce ne sono poche, dobbiamo gestircele bene. Allora, voi vi ricordate quando a suo tempo la Barilla, per fare un salto in avanti, diciamo, nel livello di consumo, soprattutto, no? Quello un po' più diciamo, sofisticato, aveva creato la Barilla Oro e l'ha dovuta ritirare dopo 6 mesi perché la Barilla Oro dequalificava tutto il resto della Barilla. Allora noi facciamo uscire i talenti
e quelli che sono andati via li paghiamo per tornare. E quelli che sono rimasti? Cioè, ma perché io che me ne sono andato ho rifiutato la lotta, vengo agevolato nel tornare, quello che è rimasto qui a lottare, allora i casi sono due: o sto sbagliando io o tutti quelli che sono rimasti sono degli stupidi. Allora a queste cose qui secondo me dobbiamo pensare, perché risorse ce ne sono poche e allora dobbiamo essere attenti a quello che facciamo, perché poi chi è indirizzato, no, a questi tipi di sovvenzioni i suoi ragionamenti li fa. Grazie. Grazie. Grazie Giovanni. Dalla tua esperienza e guardando il futuro, allora, ma quali sono le strategie che possono aiutare le nostre imprese non solo a innovare ma anche a trattenere i talenti? Domanda difficile, però d'altra parte... 100 milioni di dollari. Io penso che alla fine, come sempre, secondo me, la dose più grande che uno deve immettere in quello che fa è il buonsenso. Voglio dire, siamo di fronte a persone che nel mondo vivono, ognuno ha il suo raggio di attività, che può essere nazionale, mondiale, europeo, insomma. Ci sono magari aree diverse, però ci sono competenze importanti e su queste competenze io ritengo che vada applicata una grande dose di buonsenso contestualizzata, perché la strategia che è nel target, ad esempio di Federico, è una strategia che non è quella dell'amico Zanetti, che pure segue un qualche cosa di importante, o dell'anificio Bottoli. Grande buonsenso che secondo me a volte manca. Quando io sento che qualcuno mi propone un'attività e mi dice, sai, mancano i soldi si trovano. Quando mi dice basta un po' di buonsenso, no, e allora attimo, fermo, perché magari quello invece può essere molto, molto carente. So che non è una risposta particolarmente ficcante e dettagliata, però la realtà è che ci vuole una capacità di analisi. Oggi, ad esempio, la capacità di leggere da un punto di vista geopolitico cosa succede, utilizzando anche chi sa leggere queste cose qui, è importantissima. Dove andrà il dollaro fra un anno cambia le sorti di un'azienda. È così. E in 6 mesi è andato da quasi parità fino a 1,18. Ragazzi, sono 17 punti percentuali. 17 punti percentuali, per essere pratici, vanno direttamente sull'utile. Le aziende, diciamo che nelle dichiarazioni dei redditi, le aziende hanno un 5% medio di utile e sei già in perdita. Ecco, allora lì ci vuole una capacità di lettura e poi un grande, io per buon senso non intendo buon senso del buon padre di famiglia, che va bene anche quello, intendo il buon senso di chi è abituato a fare industria, a fare impresa e capisce tra rischio e remunerazione qual è il giusto equilibrio, insomma, per muoversi. Grazie. Quindi capire lo scenario attuale per provare a, come dicevi tu, leggere il futuro anche delle nostre aziende è davvero la sfida più difficile, più importante che tutte le nostre imprese si trovano ad affrontare oggi. Abbiamo dalla regia, mi dicono abbiamo ancora il tempo di una domanda finale, quindi un highlight, come dicono quelli bravi che sanno fare questo lavoro. Federico, un commento su quello che è emerso dal tavolo, ti trovi su quello che è stato detto? No, mi trovo pienamente, anche perché diciamo, oltre a svolgere il ruolo in questo momento di site manager o comunque di direttore dell'associazione UNESCO, appunto per lavoro faccio anche altre cose, quindi mi trovo pienamente nei discorsi che sono stati fatti. E mentre sentivo questi discorsi cercavo di capire quale poteva essere poi una declinazione di alcuni elementi che sono emersi all'interno di una strategia di
conservazione, tutela, promozione e valorizzazione del territorio UNESCO, perché il punto chiave è che poi le imprese, ognuna, al di là poi del tema del consorzi, no, delle RIR, eccetera, comunque le imprese poi agiscono da sole. Noi siamo un soggetto che in realtà cerca di mettere assieme un territorio, di farlo stare assieme, e l'obiettivo che ci siamo dati, ma anche perché è un obiettivo che la Regione Veneto ha voluto condividere con noi, tra l'altro su 2 progettualità che partiranno per il prossimo anno, è quello di lavorare dopo questi anni dove abbiamo investito molto nel racconto del territorio e nella valorizzazione soprattutto turistica, chiaramente, no? Tra l'altro con dei risultati eccezionali, perché l'ultimo anno il Veneto non ha avuto una crescita cioè è la prima regione d'Italia per turismo, ma non ha avuto un'ulteriore crescita. Il nostro territorio è cresciuto, ed è cresciuto soprattutto nell'area core, in quella più interna, no? È cresciuto addirittura dell'11% di presenze rispetto all'8% di arrivi, quindi siamo anche capaci di allungare un po' il tempo di permanenza, che questo è un altro dato interessante. Però mentre abbiamo lavorato molto su questa riconoscibilità, adesso ci viene chiesto, ma è anche una cosa che è all'interno del piano di gestione, di lavorare su un tema di consapevolezza. Perché il problema sul quale oggi dobbiamo un po' risolvere in qualche modo, no? E si lega forse a un tema un po' di racconto, no? Che si diceva prima, è il fatto che dobbiamo essere capaci, non solo noi, che magari abbiamo anche dei ruoli per cui raccontiamo le cose, ma deve essere proprio il territorio stesso, tutte le persone, a essere capaci di avere questa consapevolezza di questi valori. Perché quello che creano le imprese che abbiamo sentito, quello sul quale poi anche Giovanni Zoppa, un esito secondo me del suo ragionamento, è che oggi per esempio i giovani ti chiedono che valori hai, no? Cioè io vengo a lavorare per te, ma tu che lavori mi trasmetti, che valori mi trasmetti, no? E quindi il tema della nostra testimonianza oggi non è solo quella di raccontare quanto belli siamo, quanto bravi siamo, perché insomma su questo credo che non abbiamo grossi problemi, è quello invece di raccontare a noi stessi questa consapevolezza, e soprattutto la consapevolezza rispetto a un tema che secondo me è fondamentale oggi, che è quello di una responsabilità, che è la responsabilità non solo di preservare, di mantenere ciò che abbiamo, nel nostro caso appunto il territorio e il paesaggio per le generazioni future, ma anche una responsabilità di trasmettere questi valori e di raccogliere anche le istanze e essere capaci poi di tradurle e di riportarle, nel senso che uno dei temi assolutamente fondamentali è quello del dialogo con i giovani, ma questa consapevolezza, questa responsabilità la possiamo far partire proprio dai giovani, e uno dei progetti che abbiamo, ad esempio, è quello di un lavoro molto puntuale, diffuso, capillare nelle scuole, perché allora è lì che iniziamo poi a costruire quel sentimento anche di appartenenza che garantisce poi che questi elementi poi possano avere una loro declinazione positiva. Quindi condivisione e trasmissione di valori. Stefano, come si fa a mantenere questo legame profondo del territorio mentre si guarda a mercati sempre più lontani? La cosa fondamentale, noi il legame con il territorio, tante volte dico che personalmente noi imprenditori abbiamo le radici ai piedi, le nostre aziende hanno le radici nel territorio, sono radicate per ovvi motivi, non sono delocalizzabili, e questo è anche la nostra fortuna, ma anche la nostra responsabilità di fare impresa in un determinato territorio e essere coinvolti in tutto quello che comporta far parte di un territorio, quindi anche la responsabilità sociale, che non è solo responsabilità sociale nei confronti della comunità, ma è la responsabilità socio-economica
all'interno delle aziende, quindi quello che è stato detto prima della valorizzazione della persona, del rispetto della persona all'interno della propria azienda. I lavoratori devono far parte dell'azienda, sentirsi non solo partecipi, ma veramente parte dell'azienda, e lì si può trarre, fra virgolette, il massimo di quello che possono dare, come sia sotto l'aspetto lavorativo, ma anche proprio di quello che possono essere poi queste proiezioni verso il futuro, no? Queste sfide. Lavorare con realtà che sono al di fuori dai confini nazionali per un bene di consumo non necessario, perché il vino, il prosecco adesso è quasi diventato necessario per poter stare bene, per poter gioire della propria giornata. Tremavo, non so, ho detto dove va a finire adesso questo, però sono d'accordo. Sì, è diventato un aspetto sociale anche il prosecco, adesso scherzando, no? Però il fare impresa con un proprio prodotto che si basa sull'80% del consumo all'estero è una cosa che richiede impegno. Quando Federico prima parlava dell'imprenditore con la valigetta, questo è il successo di noi veneti, di noi imprenditori, che è quello che è stato personalmente o attraverso qualcuno a cui è stato demandato quel tipo di lavoro, di viaggiare, di andare a suonare il campanello, a tirare il campanello e andare in giro a vendere la propria eccellenza e a farla riconoscere, perché nel momento che viene diciamo approcciata, sicuramente dietro c'è una storia, a me non piace il termine filiera, non lo so perché poi deriva, ricorda il bacco da seta e quando lo coltivava mia nonna, lo allevava in casa, che il bacco da seta, quando apro una parentesi, che non c'entra niente con il vino ma fa parte della nostra storia, quando arrivavano i bacchi da seta a casa mia, che era la casa della paterna e quindi c'era la nonna, ci si radunava tutti da una parte del tavolo rannicchiati, perché in testa come capotavola i primi giorni c'erano le onze dei cavalieri che arrivavano su questi foglietti piccolini e erano all'epoca la fonte di reddito e quindi di rispetto massimo che poteva esserci per questo minuscolo individuo che arrivava nelle nostre case. La storia, ecco, della filiera forse deriva anche da questa cosa che ci lega, e volevo concludere dicendo che dietro a quel prodotto c'è questa filiera che è data dal manager che va a vendere il prodotto a chi lo produce, nel senso che lo confeziona, ma soprattutto poi da chi è a casa, quella famiglia, quelle persone, quei volti che credono ancora e crederanno anche nel futuro in quello che fanno. Grazie, quindi l'impresa come coraggio e anche come intraprendenza e prospettive. Roberto, l'abbiamo toccato un po' implicitamente, ma impresa e sostenibilità vanno a braccetto, devono andare a braccetto al giorno d'oggi? Sì, vanno a braccetto, ma però come prima anticipo due cose, perché ascoltando questi bellissimi interventi ho trovato due immagini. La valigetta
quei documenti che un'azienda evoluta come la Zopas porta nel mondo. Io le invidio perché una valigetta con un po' di documenti. Io devo portare una valigia di 1 metro cubo con circa 2500 nuovi disegni e colori a ogni stagione. Non dico una parola di è quanto noi creiamo di nuovo ogni stagione, quindi dico, caspiterina, sono avanti. Ecco, questo l'ho osservato. Un'altra cosa che ho osservato guardando i bellissimi filmati, tutti quanti abbiamo nei nostri filmati, che a me sono promozionali, da qualche parte il Leone di San Marco e Venezia, soprattutto Venezia. Chiaramente sono destinati all'estero, quindi il Veneto nel mondo non sanno neanche dove trovare una carta geografica, però Venezia generalmente tutti sanno dov'è. Quindi tutti quanti facciamo riferimento a questa entità. E perché ci facciamo riferimento? Io lo vedo dal punto di vista del nostro sistema moda. Venezia è un emblema di una città che ha saputo essere moderna nel passato, quindi l'apertura verso il mondo, i traffici, i commerci, la città che ha inventato la produzione in serie e era maestra nella produzione artigianale, la città che sapeva usare i territori come filiera, come diciamo afflusso di competenze, di manodopera, di persone, una città che sapeva premiare i bravi e punire i non rispettosi della legge, quindi una città modernissima dal punto di vista della Costituzione sociale. Quindi il fatto che ci facciamo riferimento credo che non sia solo perché Venezia la conoscono tutti, è perché noi veneti ci sentiamo ancora veramente discendenti. Poi Vittorio Veneto a Leone di San Marco fuori di questo edificio, lo abbiamo a Serravalle e lo abbiamo dappertutto. È un legame a cui ci teniamo perché, non per nostalgia, ma perché portatori di un insieme di valori a cui crediamo fortemente. Nel campo tessile Venezia, la produttrice di tessuti, aveva un ufficio apposta per controllare tutto quello che usciva con il marchio Venezia, la cimossa famosa che c'era sui tessuti, controllavano ogni partita e mettevano sigillo. Ecco, noi in Italia importiamo, argomento di questi giorni, 3.500 pacchetti provenienti principalmente dalla Cina, contenenti il fast fashion, cioè al di sotto di 15 euro, non controllati da nessuno, esenti da tasse, e mi allaccio alla tua domanda, quelli che vanno a riempire le discariche di prodotto non sostenibile. Ecco, noi parliamo di sostenibilità, parliamo di cosa possiamo fare, però non siamo capaci nemmeno di limitare un afflusso incontrollato e inverosimile di prodotti che vengono all'estero. Quindi graviamo giustamente le nostre aziende di tutta una serie di impegnativi normative, giustamente, però non siamo capaci di far rispettare alle merci che entrano in Italia le stesse cose. Ecco, questo mi ringrazio al fatto sostenibilità, elemento importantissimo a cui tutti dobbiamo tendere, senza esasperazioni, senza entrare nel Green Deal esasperato, quindi andare in cerca di quello che è solo fumo e poco arrosto, e invece andare a fare quello che effettivamente si può fare per il rispetto dell'ambiente. Grazie. Federico, avevo anticipato la domanda prima. Cosa serve oggi perché i settori più innovativi possano rimanere radicati qui nel territorio? Perché abbiamo visto che le nuove tecnologie danno possibilità per una vasta area di imprese, di attività. Gran parte di quello che serve, secondo me, lo ha detto Gianni poco fa, sono assolutamente d'accordo. Oggi noi siamo anche nella condizione di riuscire a riportare a casa i talenti e dobbiamo investire moltissimo sui giovani. La Regione Veneto, tra l'altro, nell'ambito del nostro progetto ha lanciato questo programma che si chiama Veneto Stars, ed ha dei temi legati al nostro territorio e allo spazio, e ogni anno poi viene fatta la premiazione proprio nell'ambito del nostro evento, ma noi lavoriamo tantissimo con le università da quando abbiamo costituito il nostro distretto, la nostra RIR,
e il numero di iscritti alla facoltà di ingegneria si è esattamente raddoppiato, quindi secondo me è un risultato molto importante. Un ottimo segnale, sì. Esatto, concordo sul fatto che io dico sempre le nostre aziende devono diventare sexy, per cui bisogna fare, e purtroppo è così, cioè, e sono d'accordissimo sul fatto che lo stipendio è al terzo e al quarto posto, c'è il welfare, c'è il programma di sostenibilità, c'è la strategia, ecco, però diciamo che queste cose qua noi le abbiamo bene o male abbastanza individuate, non capite ma individuate. Però c'è anche un'altra cosa, perché siccome abbiamo fatto un bel, consentitemi il termine, un bel casino nel senso di rumore, adesso ci sono delle aziende che dicono ah bello, ma il Veneto allora figo, se io vengo lì cosa mi date? E qui cosa gli diamo? Perché d'accordo abbiamo delle bellissime colline, però se abbiamo le bellissime zone industriali con le buche, con l'erba alta, questo è molto importante, cioè questi dicono vabbè, però io vado in Cina, in 11 mesi noi abbiamo spostato, uno stabilimento da una città a un'altra, 1600 persone, 11 mesi, partendo da zero. Qui lascio un po', ecco, per cui cioè, ci hanno dato gli incentivi, ci hanno pagato il trasferimento dei macchinari, cioè c'è come si dice, un'attenzione al cliente, perché un'azienda che si viene a installare qua, per noi deve essere un successo. Cioè noi diciamo venite in Veneto perché è bello, si produce bene, eccetera, però poi la burocrazia sappiamo qual è, ma dobbiamo capire che se vogliamo tenere i nostri talenti, se vogliamo attrarre gli investimenti, noi dobbiamo chiudere il cerchio anche con il contributo di chi, diciamo, ci deve mettere nelle condizioni di poter lavorare bene. Ecco, dobbiamo correre su questo per riuscire a raggiungere i nostri competitor che sono già purtroppo magari già più avanti. E non sto scherzando perché abbiamo avuto delle opportunità quando Blue Origin, società di Jeff Bezos, ha detto devo scegliere un posto dove andare a creare il quartiere generale in Europa, soprattutto per comprare componenti che produciamo noi nel nostro territorio. Dove vado? E allora vieni da noi, ma perché? Allora aspetta, abbiamo una presentazione? No, neanche una presentazione avevamo. Cioè, poi l'abbiamo fatta perché abbiamo una capacità di reazione che è incredibile, però cioè, fuori dalla nostra porta di casa, cioè dai confini, c'è gente che gli mette i tappetini rossi, ma li va a prendere anche... Quindi dobbiamo ragionare in questo termine. E l'azienda, il settore aerospaziale ha dei settori che sono cosiddetti adiacenti, tipo il medicale, l'alta tecnologia, e noi dobbiamo giocare queste carte. Quindi... C'è da fare, ma sono queste interconnessioni di esperienze e di consigli sono veramente importanti per andare avanti, per costruire tutto il nostro futuro. Grazie Federico. Giovanni, a te l'onore di chiudere. Lascio a te la scelta di una considerazione finale. Allora io vorrei riallacciarmi a quello che hanno detto i colleghi. Allora parto da Federico. Sicuramente il fatto di diventare sexy, mi piace il termine, ma è proprio così, è importante e come voi state dimostrando non è solo un problema di trucco e di belletto, è un problema di sostanza. È un problema di sostanza dove noi dobbiamo raccontarci. Allora, avendo lavorato nel mondo della moda per un periodo, o comunque nel mondo dei grandi marchi, io sono, posso dire quasi proprio odiato il fatto che chi fa le cose siamo noi, chi le vende sono i francesi. E se io metto assieme LVMH e Kering, fanno 100 miliardi di fatturato, più o meno. E moltissimi dei marchi che hanno, tra i più importanti,
a parte Louis Vuitton, sono nostri. E questa è una cosa veramente seccante. Allora io un giorno ho chiesto a una persona importante del gruppo FMH, gli ho detto scusami, ma perché è così? E mi ha detto guarda, è semplicissimo. Voi avete il savoir-faire, noi abbiamo il faire savoir. E con questo mi ha messo la croce sopra, no? Perché? Perché c'è tutto quello che abbiamo detto noi qui dietro. C'è il fatto che il Lanificio Bottoli, se avesse come cliente degli italiani, anziché dei francesi, molto probabilmente troverebbe una sponda anche di comprensione intellettuale, culturale, diversa. Io ci ho lavorato e vi posso assicurare che quando si tratta di fare le cose, vi danno mano libera. Voi non li vedete, devi fare una fabbrica, ti dicono quanti soldi hai bisogno, dove c'è, tieni, quando finisci, il giorno in cui ha finito arrivano e dicono ok, adesso faccio io. Perché proprio il modo è questo qui. E voi pensate a quanto valore noi perdiamo con tutto questo. Per questo secondo me ben venga che ci siano imprese che prendono in mano il pallino della situazione e si sviluppano e creano tutto quello che è, diciamo, l'ecosistema, giustamente, no? Con tutto quello che ci sta dietro. Ben venga, vanno supportate in tutti i modi possibili perché sono il nostro futuro, altrimenti noi entriamo, io non riesco mai a finire in modo positivo, perché a me piace sempre finire mettendo qualcosa che stimola. Io sono un po' infastidito quando sento tutte le lodi che noi ci facciamo sul turismo, non solo in Veneto ma anche in Italia. Allora vi faccio una domanda. Ditemi il nome di una società italiana di prenotazione online delle presenze in Italia. È il famoso Gaminga. Non c'è. E tenete conto che tutte le presenze che abbiamo scontano il 10, 20, 30, 40% di puro servizio. Cioè quelli sono soldi. Però abbiamo la compagnia aerea. Ah no, forse no. Però abbiamo 4-5 catene di hotellerie. Non mi sembra proprio. Allora pensiamo anche a tutte le cose che ci sono da fare, perché quando al cinema, nel neorealismo, vedevamo Via Veneto, bellissima, gli alberghi, no? Tutto quanto fantastico, in Spagna c'era ancora Franco. Oggi loro hanno le compagnie aeree, le società di prenotazione, hanno delle catene di hotellerie che noi ci sogniamo. Ecco, allora è giusto guardare le cose positive, ma teniamo sempre conto che si può migliorare, assolutamente. Grazie. Grazie Gianni, non potevamo chiudere in modo migliore con un invito a migliorare sempre di più. Io ringrazio di cuore veramente i nostri relatori, Federico Della Puppa, Stefano Zanetti, Roberto Bottoli, Federico Zoppas e Giovanni Zoppas per l'entusiasmo e per le idee che hanno voluto condividere con noi. Ringrazio anche tutti voi per aver partecipato. Non scappate subito perché sotto nel loggiato abbiamo questa esposizione, questa mostra molto molto particolare e abbiamo anche allestito un piccolo rinfresco per continuare a chiacchierare con i nostri relatori. Tra l'altro assaggeremo anche il prosecco portato dalla cantina che tanto è stato decantato, così possiamo continuare a chiacchierare tutti assieme. Grazie e speriamo al prossimo anno.